money that I don't accept. Buongiornissimo. Sto benissimo qua sotto la coperta al calduccio. Anche perché stamattina non c'è neanche il sole, di conseguenza stamattina sarebbe stata la perfetta domenica o sabato, perché avrei potuto dormire con calma, senza il fastidio della luce. Però lunedì si va al lavoro. Già. Le notti non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere. L'inverno è arrivato. Ormai il giubbotto è d'obbligo. Lo so, vi capisco, anche per me è dura. E oggi si fa un pranzetto classico. Cibo! Ciao! Sì, Cristo, ho capito, ma se la merda poi non la pulita, devo vedere mi rompo il cazzo. Capito? Io dopo devo andare a lavare la macchina, come cazzo viene via tutta la merda che c'è tutto sopra? Con tanta manodopera. O paghi il tipo come faccio io che me la Esattamente. Non gli ho 13 euro. Ciao ragazzi, stasera cuciniamo, vado a comprare la roba e poi si cucina tutti insieme. Quindi stasera tutti in cucina con Jack, yeah! Buonasera ragazzi, stiamo andando al supermercato per farci le polpette al sugo perché sì, abbiamo fame, quindi vogliamo fare qualcosa di fatto bene, non torno a battere perché non voglio pestare nulla. Vedrete la prima vera sfida che mi è stata lanciata da uno dei miei fan, da Fritz, anche il mio collega di lavoro. Quindi vedrete finalmente il giro del Jack che fa le sfide! Raga, so che non si vede un cazzo, ma c'è il fiume che è in mezzo! E noi siamo sul ponticello bello. Ma qua c'è il fiume! Non potete capire quanto sia doloroso per un parmigiano o per un reggiano dover comprare sta roba. Raga, ho preso le patatine. Così, cioè, per le piccole fami, nel caso mi venisse un buchino nella notte e non riuscissi a saziarmi adeguatamente. E questa sera si mangia da re. Questo, ragazzi, è l'oro fatto cibo. Cibo! Io sono carico. Nico! Vieni! Sei carico di che? Di mangiare queste qui. Spaziali. Voi non potete capire. Io mi sono mangiato non so quante polpette, perché le ho tirate giù tipo aiose, senza problemi. Cioè non mi sono minimamente trattenuto, mi sono mangiato una baguette e tipo, non lo so, 15-20 polpette. Erano spaziali. Erano spaziali. Buone. Io vi giuro mi sono saziato. E c'è stato un avanzo. Quindi questo magnifico avanzo che vi ne farà della pasta di domani. Questo è l'inizio, è il vero inizio, è l'inizio del paradiso, è l'inizio di quando si inizia a stare bene. Io vi giuro, mi metterei a piangere adesso. È bellissimo, è davvero bellissimo. Io mi sento molto bene, una bella doccia calda, ho mangiato tanto, sono felice, adesso da fare la nanna e mi riposo tanto. Dunque, anche la giornata odierna è finita, di conseguenza devo passare ai saluti.
Le parole di ieri le hai viste solamente mia mamma, quindi ciao mamma! E che altro? Mi sto piegando perché sono bellissimo, ci terrei a ricordarlo. I miei capelli sono perfetti anche se si annodano troppo spesso. Troppo spesso. E che altro? La parola di oggi sarà accappatoio. H-K-E-toio. Perché 4 parole? Perché sì, sono io Jack, il gira di Jack, lì ci dico che cosa fare. Buonanotte. Poi si spegne. Ah, prima che mi dimentichi, visto che mi hanno detto che i miei video sono ogni tanto monotoni e che faccio su poche cose, proponi tu cosa posso fare. Se tu lo scrivi nel video di oggi, domani ci proverò. Ovviamente, se è fattibile.